Quella cuciniamo insieme ad Andrea, cuzzole siciliane. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Ma che sono queste cuzzole siciliane? Le cuzzole siciliane sono una pietanza appunto tipica del territorio siciliano. In ogni provincia prende un nome particolare, fondamentalmente comunque è universalmente riconosciuto come cuzzola o cuzzole. Però poi ogni provincia ha la sua particolarità e quindi anche il nome cambia. Credo che a Messina addirittura si chiamino pastedda o qualcosa del genere. Comunque non andiamoci ad addentrare in meandri che tutto sommato poco interessano, andiamo direttamente alla spiegazione di questa ricetta. Si tratta di un pane fritto, quindi è una cucina di recupero fondamentalmente, cucina poverissima, e lo si faceva fondamentalmente quando rimaneva un po' di impasto di pane. Magari, sapete, si facevano le pezzature da chilo, da mezzo chilo, restavano i 150 grammi, 200 grammi e non era né per farci un pane più piccolo né per farcene uno medio, sai, quelle pezzature che sono un po' ibride, non sai che farne. E allora pensarono bene di mozzarle, quindi tagliarle come se fossero delle mozzarelline piccoline, o le allungavano oppure le lasciavano come se fossero appunto dei bocconcini di mozzarella e li tuffavano in olio bollente. Quindi, come vedete, un piatto di una semplicità disarmante, ma allo stesso tempo buonissimo, gustosissimo, è un'ottima idea, per esempio, per poter fare degli antipasti, perché si accompagna tranquillamente con dei salumi e dei formaggi. Per cui veramente è la prova provata, ora ci vuole, che per fare un gran piatto non sempre necessitano dei prodotti così ricercati o particolari. Basta un po' di farina, un po' di acqua, dell'olio e un po' di lievito ed esce fuori un piatto straordinario. E adesso ve lo dimostrerò. Come dicevo, della farina 00, io dell'acqua, lievito. Ovviamente tutti gli ingredienti li troverete giù in descrizione in ogni minimo particolare, grammatura e quant'altro. Io lo rivisiterò un attimino questo piatto, per cui lo andrò ad arricchire di altre componenti che adesso man mano che facciamo la ricetta li scopriremo insieme. Ma la base è acqua, farina, olio, zucchero, sale ovviamente, acqua e lievito. E questa è la base per poter fare le cuzzole. Adesso cominciamo a sporcarci le mani ed entriamo all'interno della ricetta. La farina, l'acqua e il lievito li andremo a lavorare tra un momento e andiamo a dedicarci a quelli che sono gli elementi che in questo momento interessano, che sono quelli che poi, come vi dicevo, daranno una marcia in più a questo straordinario piatto. Elementi semplici, veramente molto, ci occorre delle acciughe, pomodoro secco sott'olio, e delle olive taggiasche. Questo è almeno quello che ho intenzione di usare io per arricchire questo piatto. Voi liberi ovviamente di usare quello che più vi piace. Adesso vi faccio vedere come lo andrò ad usare. Coltello e sminuzziamo grossolanamente. E adesso andiamo a preparare l'impasto, per cui girate da questa parte così lo vedete bene da vicino. Iniziamo subito sciogliendo il lievito in acqua a temperatura ambiente. Poi farina in un contenitore, io sto usando farina 00, ma nulla toglie che potete usare anche un mix, metà farina 00 e metà farina di rimacino. Sale, zucchero, olio, extravergine d'oliva. E adesso cominciamo a mettere quegli elementi in più che vi dicevo io. Pecorino o caciocavallo grattugiato, acciughe, capperi e pomodori secchi che abbiamo tritato poc'anzi. E andiamo giù con l'acqua e iniziamo a impastare. Facciamo un foro al centro e pian pianino inseriamo l'acqua.
Man mano che si assorbe ne inseriremo altre. Stata dentro la bowl, infariniamo la spianatoia e versiamo l'impasto e finiamo di impastare a mano. Ok, una volta abbiamo terminato l'impasto, facciamo qualche piccola piega e una pirlatura. Dobbiamo ricavare un panetto. Ecco qua. Fatta questa operazione, adesso lo rimettiamo nella pirofila di prima e lo andremo a coprire. Lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Benissimo, trascorsa circa un'ora e mezza, il nostro impasto, come vedete, è bello che è raddoppiato. Spianatoia leggermente infarinata e andiamo a stendere un poco il nostro impasto. Adesso vi faccio vedere come. Leggermente infarinata, non moltissimo, mettiamo giù l'impasto. Messo giù l'impasto, adesso girate da questa parte così vedete meglio tutto da vicino. Il nostro impasto, vedete, bello lievitato soffice soffice, con delicatezza lo andiamo ad allargare un pochino. Cerchiamo di ottenere un rettangolo, in questo modo. Fatto questo, adesso lo andiamo un po' a sezionare e otteniamo dei piccoli filoncini. Ottenuti questi filoncini, li andiamo a dividere a metà. Abbiamo così ottenuto dei piccoli cilindretti. Adesso un tegamino sul fuoco, olio caldo e li andremo a friggere. Benissimo, adesso che abbiamo questi piccoli cilindretti, do un paio di consigli. Primo, quando andiamo a stendere la pasta non dovete forzarla eccessivamente quando l'andrete ad allargare, per restare comunque carica al suo interno di aria. Okay? Quindi non dovete sgonfiare l'impasto, assolutamente no, quindi con delicatezza l'andate ad allargare leggermente, non tantissimo. Una volta ottenuto appunto questo rettangolo lo andate a sezionare per come vi ho fatto vedere poc'anzi. Poi, altro consiglio importante, mettete abbondante olio in un tegamino e portatelo sul fuoco. Dopodiché la temperatura dell'olio non deve essere eccessivamente calda, siamo intorno ai 160, massimo 170 gradi, non oltre, perché se dovesse esserci una temperatura eccessivamente calda rischieremo di bruciare l'esterno e lasciare crudo l'interno. Visto non mi interessa, quindi tegamino sul fuoco che già sento alle mie spalle calduccio e passiamo alla frittura. Nell'olio. Sono una delizia. Adesso tra un pochino li gireremo così la cottura sarà omogenea. Una volta cotte le andiamo a mettere in carta assorbente e facciamo raffreddare un pochino. Beh, dai!